Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Sara, svegliati, è primavera. Sara, sono le 7 e tu devi andare a scuola. Oh, 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 Sara, prendi tutti i libri ed accendi il motorino. E poi attenta, ricordati che aspetti un bambino. Sara, se avessi soldi ti porterei ogni giorno al mare. Sara, se avessi tempo ti porterei ogni giorno a far l'amore. Oh, oh, ma Sara, mi devo laureare. Forse un giorno ti sposerò, magari in chiesa, dove tua madre sta aspettando per poter piangere un po'. Sara, tu vai dritta, non ti devi vergognare. Sara, le tue amiche deve tornare, lasciare tutte parlare. Oh, 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 Sara, è stato solo amore, se nel banco non c'entri più. Tu sei bella. Buonasera Antonino, a te la linea. Buonasera a te, cara Natalia, ciao Andrea, buona settimana, buon lunedì, amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, lunedì 20 di aprile, l'anno del Signore 2026, puntata numero 1177, cominciamo la nostra trasmissione, vi ricordo date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero, secondo appello radiolibertà.net. Fesso, chi non lo legge perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli auto da fe di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Sammy Varin, le videopillole e molto altro ancora. Radiolibertà.net is the place to be. 340-670-9659 se volete essere dei nostri attraverso la zappa o WhatsApp che dir vogliasi, 0292947222 quando ve lo dirò io per poter utilizzare il telefono, ma nel frattempo vi diamo anche gli ultimi aggiornamenti. L'ANSA batte adesso che c'è stata una sparatoria nel North Carolina, 2 morti e diversi feriti, sapremo tra un po' dettagli più approfonditi. Trump, non mi faccio mettere fretta, l'ultimatum scade mercoledì, il presidente USA all'agenzia Bloomberg ha detto che J.D. Vance partirà più tardi nel corso della giornata di oggi per riprendere le trattative con l'Iran in Pakistan. Secondo il New York Times la delegazione iraniana andrà a Islamabad domani, l'agenzia però Tasnim, che è vicina ai Pasdaran, questo ve lo dico io a gratis, ha battuto la notizia che l'Iran non è interessato a partecipare ai colloqui. Il caso, arrivano le fatture per i feriti di Cran Montanà, l'ambasciatore, nulla è dovuto. La Svizzera, dopo tutte le male figure che ha fatto, ne fa un'altra in più. Decreto sicurezza, alta attenzione del Colle sugli incentivi agli avvocati che seguono i rimpatri volontari. Ancora Milano, escort nei locali della Movida, tra i clienti anche calciatori, 4 arresti e perquisizioni.
Andiamo a vedere, c'è un'altra notizia sempre sulle armi in America: 7 degli 8 bimbi uccisi in Louisiana erano figli del killer, si stava separando dalla moglie. La BBC apre con la notizia che Teheran dice di non avere alcun nuovo piano per nuovi colloqui a Islamabad con gli americani, e questo dopo che, sapete, nel corso della notte gli Stati Uniti d'America, attraverso la loro Marina militare e un intervento dei Marines, hanno fermato una nave, la Tuca, una nave che trasportava perclorato di sodio, veniva dalla Cina, era diretta in Iran. Il perclorato di sodio, per chi non lo sapesse, è un ottimo ingrediente dual use per produrre carburante per missili balistici intercontinentali. L'agenzia di Stato libanese, la National News Agency, dice che c'è stata una violenta esplosione tra le cittadine di Al-Qusayr ed Alcantara nella parte meridionale del paese, ma nei prossimi giorni ci sarà un nuovo round di colloqui tra Israele e il Libano. E il presidente Pezeshkian, Masoud Pezeshkian, ha dichiarato poco fa che gli iraniani non si piegano alla forza, e in particolare dice che l'Iran ha da sempre una storica sfiducia nei confronti del governo americano, che rimane ancora oggi viva, anche se onorare gli impegni che si assumono dovrebbe essere la base, dice Pezeshkian, del dialogo più significativo. Scrive ancora su X che dei segnali per nulla costruttivi e contraddittori da parte degli americani portano con sé un amaro messaggio: loro vogliono la resa dell'Iran. Ecco, detto da uno che non conta assolutamente niente, perché lui fa parte del potere civile, mentre invece chi comanda sono i Pasdaran. Quando Araci, il ministro degli esteri, ha detto che lo stretto di Hormuz era libero, subito i Pasdaran gli hanno risposto: si passa solo col nostro permesso. Vi rendete conto che in questa nazione o Moshtaba Khamenei è morto, o è davvero incosciente, o non conta nulla, e nei fatti c'è qualcuno al potere che non è chi dice di essere. Ma adesso qui in Parlamento abbiamo con noi l'onorevole Dario Giagoni, che parla della risposta del governo di fronte alle emergenze causate dal ciclone Harvey in Calabria, Sicilia e Sardegna. Andate pure, ragazzi, grazie. Qui Parlamento. Grazie signor Presidente. Interveniamo oggi su un provvedimento che non è solo un atto legislativo, ma un debito d'onore verso i cittadini che hanno guardato il cielo e il mare con terrore e la terra con impotenza. Dal 18 gennaio il ciclone Henry ha colpito la Calabria, la Sicilia e la Sardegna. Comunità che si sono ritrovate sommerse dalla violenza del vento e del mare, del fango, isolate da frane e allagamenti che hanno reciso le arterie importanti, quelle vitali. Comunità private della loro casa e della loro sicurezza, che hanno vissuto l'evento. Qualcuno mi ha pure detto che è stato come un muro d'acqua orizzontale. Il confine tra spiaggia e strada si era annullato. Chioschi smembrati pezzo dopo pezzo dalle onde e dalla furia del vento, ma la cosa che ha segnato di più è stato il buio. Saltata la luce per ore e ore, anche il segnale del telefono. Erano disorientati e la preghiera era l'unica rimasta per far sì che il ciclone Henry abbandonasse quel luogo, quella casa, quell'attività. 600 comuni sono stati investiti da eventi meteorologici di eccezionale intensità. Secondo le stime si parla di oltre 1,2 miliardi di euro di danni complessivi. A tutto questo si è aggiunta la frana di Niscemi. Il sacrificio, la casa, la storia di tanti niscemesi è finita, anzi è crollata davanti ai loro occhi. Il governo, davanti a queste catastrofi, si è subito attivato. E ho visto con i miei occhi, ho sentito con le mie orecchie l'impegno da parte del governo, del ministro Salvini, che ha chiamato personalmente sindaci, che ha chiamato personalmente semplici cittadini, imprenditori,
per stare vicino e soprattutto per dire che il governo non li lascerà soli. Inoltre, tutto ciò va un plauso alla Protezione Civile, ai Vigili del Fuoco e a tutte le forze dell'ordine, non solo da parte mia, anche da parte del mio gruppo. Immediatamente il governo ha messo in campo 100 milioni di euro per i primi interventi, un primo passo necessario, ma nell'immediato. A questi si sono aggiunti ulteriori 400 milioni con ordinanza della Protezione Civile e oltre 700 milioni con il decreto legge che oggi approviamo. Pertanto risorse ben più ampie di 1,2 miliardi, come previsto inizialmente. Non sono spiccioli, come qualcuno ha detto dai tavoli dell'opposizione. Avete alzato la voce dai tavoli dell'opposizione dicendo che non abbiamo fatto niente, senza un'idea, senza una prospettiva. Forse qualcuno ha la mente corta, forse qualcuno dimentica il decreto ministeriale del 21/12/2023, Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici. Nel 2018, dal 2018 fino al 2023 era nei cassetti, aveva la polvere. Noi abbiamo tolto quella polvere, forse voi siete abituati a lanciare la polvere negli occhi ai cittadini e raccontare le cose come realtà non sono. Il nuovo codice degli appalti, qualcuno dimentica anche il nuovo codice degli appalti? Oppure qualcuno non conosce bene l'italiano? Evento meteorologico eccezionale ed emblematico. Eccezionale. Forse qualcuno non conosce la parola eccezionale? Ho sentito chi mi ha preceduto, ha detto noi voteremo contro, noi ci asterremo. Chi vota contro, chi si astiene, va contro i cittadini, va contro i calabresi, va contro i siciliani, va contro i sardi. Avete alzato la voce contro il ministro Salvini, ma qualcuno si dimentica di aver sostenuto l'ex ministro Toninelli. Forse lui voleva intervenire con i monopattini per superare questi eventi eccezionali. Da quel pulpito, soprattutto la predica di chi ha gestito la fase Covid nel peggiore dei modi, apri, chiudi, apri, come quando ci sono stati anche eventi eccezionali, questi commissari oggi ci sono, domani non ci sono. Il decreto che oggi approviamo rappresenta una risposta concreta e tempestiva per affrontare le emergenze e accompagnare i territori verso la ripresa. Eventi come questi confermano una vulnerabilità che non può essere ignorata, indubbiamente. Il governo con questo provvedimento mette in campo straordinari impegni per superare l'emergenza. Si prevede che il decreto intervenga su più livelli. Innanzitutto sostiene cittadini e imprese colpite. Consente ai cittadini e imprese di ripristinare le proprie case e la ripartenza delle imprese, con contributi per il ristoro dei danni. Si prevede la sospensione di adempimenti fiscali e contributivi per tutti coloro che hanno subito danni agli immobili o che sono stati costretti a sospendere l'attività. Sono previste misure di sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti e autonomi colpiti. Un segnale importante che va anche al sistema produttivo. Vengono sostenute le imprese e le filiere produttive dei territori colpiti. Il decreto interviene anche sulle infrastrutture e sui servizi essenziali, consentendo interventi rapidi, compreso il rafforzamento del sistema della protezione civile. La dignità dei calabresi, dei siciliani, dei miei corregionali sardi, del mio popolo, è abituata a rimborcarsi le maniche, ma il loro silenzio non deve essere scambiato per rassegnazione. Oggi si chiede che la burocrazia sia rapida, quanto lo è stata rapida, quanto lo è stato rapido il ciclone, la furia del ciclone. Non possiamo far affogare o seppellire la speranza nella burocrazia. Questo provvedimento non è solo una promessa, ma la certezza che il governo è presente e lo sarà anche quando calerà il sipario da parte della cronaca, da parte della stampa. Lo dobbiamo a tutti coloro che hanno perso la fiducia,
la serenità di vedere un futuro roseo. Dobbiamo indubbiamente impegnarci con una proposta di legge per agevolare anche coloro che intendono assicurare la loro casa, i loro investimenti. La casa non è un luogo qualunque, la casa è un sentimento. Dobbiamo continuare a lavorare contro ogni speculazione e rafforzare sempre di più il tandem sicurezza-prevenzione. Non c'è dubbio. E per concludere, a chi oggi vive una situazione di difficoltà, a chi oggi ha perso tutto, a chi ora vede con grande preoccupazione il futuro, non sarà lasciato indietro da questo governo, da noi, da me, dal mio gruppo Lega, e solo per queste ragioni, a nome di tutto il gruppo Lega Salvini Premier, annuncio il voto favorevole. Grazie Presidente. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie Natalia, grazie Andrea. Alle 18:34 minuti e 12 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Allora, sabato c'è stata, siete stati in tanti a seguirla, la manifestazione della Lega in piazza in Duomo. Nelle stesse ore, in un'altra parte di Milano, altri manifestanti che avrebbero voluto volentieri alzare le mani sui manifestanti leghisti, che come avete visto tutti erano tanti, pacifici, armati soltanto di bandiere, mentre quegli altri volevano fare male. Insomma, tutto questo mi ha dato molto da pensare, anche perché in Italia c'è una galassia parallela alla sinistra, una galassia antagonista, e segnatamente la galassia degli anarchici, gli anarco-insurrezionalisti, che rappresenta un problema. Fabio Amendolara stamattina se ne è occupato sulla Verità. State a sentire che cosa ci siamo detti. Andate pure, ragazzi. E allora è tornato a trovarci l'amico Fabio Amendolara, che stamattina sulla Verità, da valentissimo cronista quale egli è, intervista l'ex PM Antonio Rinaudo. La violenza anarchica salirà di livello, questo è il titolo. L'ex PM, gli attentati alle linee ferroviarie erano già un segnale, ora l'ambiente sta costruendo un mito sui due antagonisti morti mentre confezionavano una bomba, un modo per indurre i soggetti più deboli all'emulazione. Fabio, mi pare che siamo messi un pochettino male con questi anarchici, ma una volta non erano pacifisti e rifuggivano dall'uso della violenza?
Beh, in effetti in questo caso parliamo di area anarco-insurrezionalista, che mai stata pacifista. Lo dimostrano anche le attività del buon Fredo Costa, che finito addirittura il 41. Quindi di pacifista si sta veramente nulla. Poi di chiacchiere ideologiche, anche forse per attrarre quello che proprio Rinaldo ha definito in questa intervista, soggetti deboli, ragazzi giovani che magari si lasciano abbindolare da quella che è un assunto ideologico, perché magari lo sentono davvero, perché magari hanno davvero questa idea del pacifismo, magari si sentono orientati verso quell'ideologia politica, però c'è un'altra parte della medaglia che è molto pericolosa, perché li porta verso una contestazione futura dello Stato, e lì si aprono quegli scenari che abbiamo visto a Roma, dove i due sono stati. Senti, oltre a questo fatto, noi ci troviamo a vedere di nuovo scontri contro le forze dell'ordine. Sabato abbiamo visto la manifestazione della Lega tranquilla e ordinata, mentre invece c'era chi si scontrava con la polizia. Ma perché c'è questa voglia a sinistra di menare le mani nei confronti delle forze dell'ordine? Allora, Rinaldo fa un'analisi molto interessante di questo e ci dice perché, si chiede perché, e ovviamente poi lui ti dà anche una risposta, ci dà una risposta, si chiede perché ogni volta che c'è una manifestazione di qualsiasi tipo, no TAV, no Meloni Day, in questo caso contro la Lega, contro la scuola, contro la riforma Valditara, poi ci sono sempre scontri facinerosi che accendono le piazze in questo modo e che poi si danno alle demonstrazioni e quant'altro. La risposta è che bisogna cercare i soldi, perché a suo avviso c'è un orientamento anche esterno che finanzia questi gruppi per cercare di destabilizzare. Fa l'antagonista davvero, perché è contro lo Stato futuro, a prescindere dal governo. Adesso che magari sono anche interni dall'ufficio, quindi spesso un governo di sinistra farebbe lo stesso. Questi in realtà sono degli anti-Stato, appunto, e quindi va bene qualsiasi pretesto, va bene Gaza, della quale dice Rinaldo non ne frega niente, è solo un pretesto per attivarsi, lanciare una sfida allo Stato, una sfida, e dall'altro lato fare propaganda per avere quanti più seguaci possibili da poi tra virgolette radicalizzare, anche se non è, diciamo, ambito di vista, seppur ci sono delle saldature, però diciamo così, vengono plasmati, plagiati da questa ideologia anarco-insurrezionalista che è particolarmente pericolosa. Senti, il dottor Rinaldo dice, a proposito di quelli che vogliono l'emulazione, basta guardare a ciò che è successo a gennaio durante la manifestazione pro Askatasuna, dice a te sulla Verità, quando sono scattate le devastazioni. Lì l'area anarchica ha pescato proprio in quel serbatoio, si chiama proselitismo. Insomma, sti centri sociali tutto sono meno che un luogo di pace. Ma magari nascono anche come un luogo di pace, diventa anche un luogo di aggregazione per fare attività sempre pro migranti, pro inclusione scolastica, pro inclusione sociale, pro casa, diritto alla casa, all'abitare, ma poi lì dentro già vengono, come dire, sensibilizzati a determinate politiche. Basta poi una ruffa popoli qualsiasi che ha magari un po' di carisma, che magari si presenta come un leader, e il mix può diventare esplosivo. Senti, il dottore dice anche c'è tutta una struttura organizzativa dietro, ma anche una struttura di spessore economico.
È difficile da credere che tutti quei manifestanti che arrivano anche all'estero si muovono a spese loro. Una riflessione su questo snodo, che è una riflessione importante, bisognerebbe farla. Insomma, qui siamo ben lontani dall'idea del fatto che è spontaneismo, che è qualcosa che nasce lì per lì. Qui c'è qualcuno che vuole qualcosa, come negli anni 70. Non c'è dubbio, perché queste manifestazioni viaggino così singolarmente, che poi per una baruffa, per una presenza diciamo troppo forte delle forze dell'ordine in determinati punti, per aver vietato un percorso e poi la reazione sia quella. Quindi è più facile immaginare che quella è solo propaganda e poi dietro ci siano dei tentativi di qualcuno che ha voglia di destabilizzare questo paese. Questo indubbiamente. E poi c'è la figura di Cospito. Dice il dottor Rinaudo, questo signore sa perfettamente fino a che punto può arrivare, al momento buono smette. Siccome non può parlare, però attraverso lo sciopero della fame dà un segnale all'esterno, comunica. E il segnale è stato recepito prontamente dai suoi adepti, che ne hanno fatto la loro bandiera e hanno ricominciato a manifestare e manifestarsi. Allora, questi qui ogni tanto mi sembrano un po' scarichi. Cioè, Rinaudo ha ragione quando dice i leader poi ogni tanto diventano fuori tempo matti, sembrano ormai superati, non sono più nella realtà. E quindi probabilmente davvero hanno bisogno di rinnovarsi di volta in volta, quindi creare dei nuovi miti. Questo probabilmente Cospito lo sa bene, e quando stava per uscire di scena, perché il 41 bis è qualcosa di complicatissimo, ce la fa come un super mafioso a volte Cospito lo sa bene, si è inventata questa strategia dello sciopero della fame. Rinaudo diciamo sta benissimo quando smettere, tant'è che poi in carcere una testa di quel tipo è difficile. Non si capisce bene però con questa cuffietta, Fabio. Ti chiedo scusa se puoi ripetere questo concetto, per favore. Certo. Ecco. Da dove partiamo? Sì, appunto, dalla figura di Cospito. Sì, allora Rinaudo diceva Cospito lo sa bene quando fermarsi. Probabilmente questi personaggi che orbitano in quest'area, diciamo così, anarco-insurrezionalista, sanno che a un certo punto è come se fossero un po' fuori dalla realtà, un po' superati, e quindi questi leader, tra virgolette, hanno bisogno di rinnovarsi in qualche modo. Rinaudo dice proprio a un certo punto i leader è come se sono fuori dalla realtà, come se appartengono ormai al passato. Lui fa anche riferimento a quello di Aspatatura, che non è che sono dei ormai dei ultra settantenni, cioè, sono anche quelli che erano i leader cinquantenni, per lui sono già fuori gioco, perché le nuove leve sono freschissime, si muovono con un'agilità diversa, usano i social, usano i canali Telegram, usano il deep web, e quindi probabilmente quel tipo di leader alla Cospito era ormai un po' superato. Allora Cospito, sapendo questo, che cosa ha fatto? Ha cercato di rinnovarsi, di richiamare di nuovo l'attenzione all'esterno, e l'ha fatto con lo sciopero della fame. Perché Rinaudo dice sa quando fermarsi? Perché in carcere lo sciopero della fame è seguitissimo, quindi lui aveva a disposizione medici, gli facevano le analisi, era super controllato, quindi diciamo così ha fatto una dieta seguita più che uno sciopero della fame, che però è servita mediaticamente a tornare in auge come leader, tant'è che ancora adesso, alla scadenza del suo 41 bis per l'eventuale rinnovo, gli anarchici hanno manifestato a Roma ed erano anche un bel gruppetto.
Senti, il dottor Rinaudo dice il fenomeno è materia molto molto concreta, ma di solito viene sottovalutata. La si riscopre quando i gruppi tornano a farsi sentire e a colpire. Insomma, l'Italia sta abbassando un po' l'attenzione rispetto a questo rischio anarchico? Ovviamente le minacce sono tante. Abbiamo il radicalismo, diciamo, jihadista, poi ci sono anche dei gruppetti di estrema destra, poi oltre agli anarchici ci sono gli antagonisti, quindi di minaccia interna ce n'è parecchia. Ora chiaramente non mi sento di dire che ci sia una disattenzione da parte della nostra intelligence, perché ad ogni inaugurazione, come dire, ad ogni relazione al Parlamento c'è sempre un'analisi concreta e attuale di quelli che sono questi movimenti eversivi, pseudo-eversivi. Quindi un'attenzione c'è. Sicuramente non c'è un'attenzione mediatica costante. E quindi lì ha ragione Rinaudo, ogni volta in cui c'è un attacco da parte di questi, ma un attacco forte, perché la stampa poi di solito non li mette tutti insieme. Ricordo qualche volta ho fatto delle inchieste su mettendo insieme diciamo riuscendo a collegare 7, 8, 10 attentati magari agli uffici postali, e la matrice era la stessa. Di solito che cosa fa la stampa? Ne racconta uno, poi ne racconta un altro, poi ne racconta un altro, come se fossero tutti scollegati tra loro. Poi in realtà vai a controllare e gli indizi ti portano tutti dalla stessa parte. E così sta accadendo con le ferrovie. Però finché non ci sarà, io mi auguro di no, però la stampa andrà a riscoprire quest'area anarco-insurrezionalista quando ci sarà davvero il botto. Li abbiamo riscoperti quando i due sono passati in aria a Roma e lì c'è stata una copertura mediatica notevole, quindi adesso c'è l'attenzione. Ma Rinaudo però ci dice c'è attenzione anche dall'altra parte, questi qui sono diventati ora per quell'area dei martiri, in realtà ci dice anche, ci fa riflettere, questi erano dei soggetti che non sapevano maneggiare l'esplosivo, altrimenti non sapevano quella fine. Però per quell'area ora sono dei martiri e loro hanno bisogno di questo per avere nuova linfa vitale, per rinnovarsi, per attirare attenzione e per fare nuovi proselli. Fabio, per finire, è l'Islam in tutto questo, quel certo terrorismo islamico e anche quel mondo politico che occhieggia all'Islam politico perché spera in qualche modo di avere dei vantaggi alle prossime elezioni? Allora, l'inchiesta su Annun ci ha insegnato tante cose, ci ha svelato tante cose anche sotto l'aspetto economico, perché non so se la ricordate, ma avevamo fatto un'inchiesta parallela, diciamo così, a quella giudiziaria, dove ricostruivamo tutti gli acquisti che questi qui avevano fatto nell'area dell'Emilia Romagna, dove avevano acquistato appartamenti su appartamenti, tutti presi all'asta con i soldi di quella che chi contribuiva immaginava essere beneficenza. Ora, le ultime ordinanze di custodia cautelare per preschi jihadisti anche giovanissimi ci dicono che c'è una pericolosa saldatura tra quel mondo diciamo così antagonista pro Palestina e l'area jihadista. C'è un interesse da parte della propaganda jihadista che in alcuni casi diventa anche una saldatura ideologica, e questo è davvero molto preoccupante. Molto bene, stiamo allora molto attenti e avremo modo di risentirci. Grazie Fabio. Grazie a te e ai radioascoltatori.
Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie Natalia, alle 18, 50 minuti e 42 secondi. 340 670 9659, le vostre zap o WhatsApp a commento di quello che ha detto l'amico Fabio Mendolara, che voglio ringraziare come sempre della sua cortesia e disponibilità. Siete sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è sempre Zoom, puntata numero 1177 del Drive Time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna al microfono con voi. Adesso vi portiamo al cinema, perché il grandissimo Pier Vittorio Scimia ha intervistato una bravissima attrice, Monica Carpanese, in uscita del film A Mamma Piace. Sentite un po' che cosa si sono detti, andate pure ragazzi. E allora oggi è in collegamento con noi Monica Carpanese, attrice ma anche produttrice di questo film A Mamma Non Piace. Monica, veramente è un onore, siamo privilegiatissimi ad averti con noi come ospite, veramente un grazie di cuore. Grazie a voi per l'ospitalità. Grazie. Allora, Monica, entriamo subito in medias res, come si dice, perché tu stai presentando questo film, no, che è appena prodotto, in cui sei l'attrice protagonista, interpreti questo ruolo, il film A Mamma Non Piace, che oltretutto è l'ultima opera postuma di Gianni Leacche, vi ricorderete, già regista proprio della serie Un posto al sole su Rai 3, e un po' anche alcune testate lo hanno definito questo il suo testamento artistico, no? È un film con un genere misto, abbastanza noir, un po' comico, una commedia noir. Avete già vinto tanti premi, tra cui il miglior film proprio a Berlin Indie Festival per la migliore attrice protagonista, proprio per la tua interpretazione. E insomma, come ci si sente, ecco, a fare un film con un regista, come ci si è sentiti a fare un film con un regista come lui, che ha chiuso così simbolicamente la sua carriera, e oltretutto in uno spazio che resta anche quello del cinema indipendente. Guarda, Gianni era una persona straordinaria, un grande amico da più di 30 anni e un amante del cinema indipendente. Lui ha lavorato tanti anni in Rai, tu hai citato Un posto al sole, ma diciamo che la cosa che lo ha reso più famoso è stato la squadra Napoli, dove lavorava con Massimo Bonetti, quindi con Federico Tocci, che poi sono venuti a fare anche il film con noi. Con lui è stato straordinario, ne abbiamo fatti 3 film assieme prima della sua dipartita, e di 3 generi diversi, perché comunque anche lui, come me, amava sperimentare, amava cercare, creare e accettare nuove sfide, e questa è stata una bella sfida, perché insomma un film grottesco, noir, horror, è una cosa che in Italia raramente si vede, e quindi insomma abbiamo voluto giocare insieme per quest'ultima volta, ed è stato meraviglioso. Ecco, un film che dicevamo che ha vinto già tantissimi premi, già citato da tante testate, penso a SkyTG24, Cinecittà News, siete stati anche da Gigi Marzullo per il programma Sottovoce, e poi con un cast di attori che, come te, no, che ricordiamo sei stata anche te in Un posto al sole, ma non solo, in Don Matteo, tanti altri film, ma poi attori che hanno avuto la possibilità di interpretare per esempio con Troisi, con Pupi Avati, con Fellini, ed è un film in cui la parte, ecco, che tu interpreti è quella di questa immigrata bielorussa che però sì, subisce alcuni pregiudizi da parte di alcuni personaggi, ma è un personaggio che comunque dimostra di essere arrivata in Italia dopo un passato sicuramente doloroso, ma che si è integrata, che ha voglia di costruire un futuro in Italia. Poi vedremo che lei ha anche questa madre, no, che continua a sentire in Bielorussia. Ecco quanto è stato anche per te fondamentale rappresentare questa figura di un'immigrata che, nonostante tante difficoltà, dimostra di trovare uno spazio nella società italiana, dimostra di sapersi integrare. Questa è l'immigrazione che infatti tutti stimiamo e ammiriamo.
Beh, sai, ormai l'integrazione c'è e abbiamo tutti degli amici, penso, che sono dell'est piuttosto che del Nord Africa, tutti conosciamo, abbiamo delle persone care in quel senso, però c'è ancora un po' questo sguardo di diffidenza. Io ho amato Alina fin da subito perché questo sguardo di diffidenza l'ho sentito spesso sulla mia pelle, nel senso, io non sembro italiana, no, dalla mia fisicità. Ho sempre scambiato per una donna dell'est e in quanto tale sentivo questo, i commenti anche, perché magari quando non capivano subito che ero italiana, sentivo i commenti classici, un po' diciamo degli stereotipi, ecco, la donna dell'est che viene a rubarci gli uomini, e captavo questi sguardi. Quindi io l'ho sentita questa diffidenza che poteva provare Alina. Ed ho adorato interpretarla proprio perché mi ha permesso di mettere alla prova anche la mia capacità, insomma, dialettale e di giocare con gli accenti, perché parlo come una donna bielorussa o comunque come una donna dell'est nel film. È stato davvero interessante, è stato utile, anche se la nostra Alina, la nostra protagonista, è estremamente amata da tutte le persone che la circondano. C'è chi magari tende a usarla un po' di più per i propri scopi, c'è chi chiaramente la minaccia, anche se in passato l'ha amata. In linea di massima le vogliono bene, tranne questo personaggio un po' razzista che è interpretato da Massimo Bonetti, che è lo specchio di quella società che ancora non accetta questa integrazione al 100%, perché rimane con dei vecchi, con dei vecchi stereotipi che oggi, insomma, vedo ci sono molto meno, c'è molta più integrazione. Ecco, poi questo film è arrivato in un momento che è anche sempre abbastanza delicato per il cinema italiano, perché comunque ricordiamo le discussioni, per esempio sul sistema dei finanziamenti, la polemica per il film su Giulio Regeni, a cui è stato negato questo sostegno ministeriale. Ecco, tu che sei l'attrice di questa opera, come valuti tutta questa situazione? Ritieni che, per esempio, ci possa essere anche con questo sistema di finanziamento una difficoltà a volte a sostenere quelle che dovrebbero essere le opere più meritevoli di tutela, quindi quelle più originali, più indipendenti, magari anche il rischio, non lo so, di omologazione o comunque di una tutela poco incisiva per i progetti più coraggiosi? Guarda, io non entro nel merito della decisione che è stata presa, perché bisognava essere lì per capire esattamente quali fossero le motivazioni. Però certamente se ci sono state le dimissioni da parte della commissione, qualcosa di grosso è successo. Questo porterà altri problemi al cinema italiano, perché certamente i selettivi di aprile saranno bloccati, molto probabilmente, quindi questo porterà a un ulteriore rallentamento e il cinema italiano non ne ha bisogno, anzi viene da una sofferenza molto forte e ogni volta che c'è un problema di questo genere non si capisce se lo fanno apposta per rallentare ancora o se sono cose che dovevano succedere, però chi ne soffre comunque è la cultura ed è il cinema italiano, il cinema indipendente, perché il resto va avanti, perché ha altre risorse, altri finanziamenti. Il cinema indipendente come il nostro è quello che ne soffre di più. Ecco, e allora ti chiedo subito quali saranno le prossime programmazioni, in quali cinema, immagino anche nel tuo Veneto, ricordiamo appunto te venetissima, prima dicevi sì, mi vengo scambiato. Padovana. Sì. Sì, guarda, proprio lunedì 20, martedì 21 e mercoledì 22 siamo vicino alla mia città, diciamo, siamo al Cineplex Moderno di Due Carrare, con delle proiezioni, diciamo, evento, perché ci sarà anche il cast in sala, ci sarò io con Claudio Botosso, ci sarà Gigi Miseferi e ci sarà Manuela Montanaro, e poi andremo anche al Anteo City Life a Milano il 23, per dopo andare al sud. Ecco, ci piace anche molto riunire l'Italia con queste proiezioni. Un giorno siamo a Padova, il giorno dopo siamo a Brindisi e dopo saremo a Reggio Calabria. In questi giorni siamo a Vetralla in programmazione. Ecco, e ultimissima domanda, i feedback degli spettatori, perché l'abbiamo visti anche dall'intervista, no, che avevi rilasciato proprio al programma Sottovoce da Gigi Marzullo, alla fine cosa sta colpendo di più? Forse rischiamo anche di compiere uno spoiler, no, dicendo questo, però alcuni ho visto molto sorpresi proprio da questo genere misto. Sì, cerco di trattenermi dallo spoiler. Guarda, io mi
solo nelle proiezioni senza dire chi sono, anche se vedo che mi guardano in modo strano quando entro al cinema, proprio perché voglio sentire i commenti senza condizionamenti. E devo dire che colpisce perché per la sua originalità soprattutto, perché non è un film che si vede tutti i giorni, non è un film che si fa tutti i giorni in Italia, è questa commistione di generi che sorprende. Sceneggiatori, gente di cinema mi hanno fatto i più grandi complimenti, sai poi che tra noi tecnici o comunque operatori del settore siamo abbastanza severi. Invece il complimento è stato quello, mi hai sempre sorpresa, cioè siamo stati sorpresi ogni volta che succedeva qualcosa, era una sorpresa. E questo per me è importante perché l'obiettivo era quello, l'obiettivo era non creare una linea piatta, ma cercare di dare queste scosse allo spettatore, anche se comunque è un noir nella sua lentezza, diciamo, non è un film d'azione, anche se c'è anche un po' di thrilling all'interno, però la sorpresa è quella che ha colpito di più. Fino alla fine uno non si aspetta quello che succede. Sì, che poi è una scena, non faccio lo spoiler, ma dico solo, forse richiama indirettamente anche gli Epstein Files, o comunque no, Stanley Kubrick e C'è molto metacinema, c'è tanto metacinema in questo film, c'è Hitchcock, hanno detto che c'è anche Kubrick, io so che c'era Polanski perché nella testa di Leacche c'era Rosemary Baby per alcune scene, quindi c'è tanto cinema. E allora grazie ancora a Monica Carpanese, veramente gustatevi e provate, vedete anche voi, fateci sapere poi ovviamente nei commenti le vostre impressioni per A Mamma non piace. Grazie ancora a Monica Carpanese. Grazie infinite a te. Buona Grazie serata. e volevo concludere con questa frase proprio di Frank Capra, sempre molto richiamata, ma proprio sulla magia del cinema, perché lui appunto scriveva: il cinema è uno dei 3 linguaggi universali, gli altri 2 sono appunto la matematica e la musica. Allora lasciamoci trasportare da questo linguaggio universale e ovviamente poi ci ritroveremo magari proprio a commentare, no, tutte queste prossime programmazioni, i feedback degli spettatori. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar.
golpe a golpe, verso a verso. Murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. A te la linea, Antonino. Grazie Natalia, questo era Juan Manuel Serrat, Cantarés del 1969. Sapete che a quest'ora di lunedì, quando si va in onda con questo pezzo, vuol dire che arriva Carla De Bernardi. Lei ci porta con Contare i passi, ci ha portato sugli 800 chilometri del Cammino di Santiago, adesso ci porta sul cammino di Assisi. Vediamo di che cosa si parla in questa tappa. Prima di passare a questa, apriamo brevemente il telefono 0292947222 per chi volesse essere dei nostri, e naturalmente 340 670 9659. Diamo alcuni aggiornamenti che arrivano dall'ANSA. Nel mentre, Mantovano è salito al colle per un incontro col Presidente della Repubblica Mattarella. Ancora Trump, non mi faccio mettere fretta, l'ultimatum scade mercoledì, però ha anche detto oggi pomeriggio che se l'Iran non aderirà all'accordo pioveranno bombe come non mai. Ancora le fatture per i feriti di Gran Montanà, l'ambasciatore nulla è dovuto. Alta attenzione nel colle sugli incentivi agli avvocati che eseguono i rimpatri volontari, il decreto sicurezza. E poi Milano, escort nei locali della Movida, 3 clienti anche calciatori, 4 arresti e perquisizioni. Diamo un'occhiata a questa storia veramente delle fatture, signori. Sentite che cosa scrive l'ANSA. L'ospedale di Sion, nel cantone vallese, ha inviato nei giorni scorsi a 3 famiglie di feriti italiani nel rogo dell'Ecostellation a Gran Montanà la fattura relativa alle spese sanitarie sostenute per la cura dei ragazzi nei giorni immediatamente successivi alla tragedia. Gli importi indicati sono compresi tra 15.000 e 60.000 franchi svizzeri. Si tratta di documenti amministrativi che, secondo l'avvocato Domenico Radice, che assiste alcune vittime dell'incendio, sono inopportuni. In linea generale riteniamo che le spese debbano essere a carico delle autorità svizzere, anche considerate le presunte responsabilità pubbliche finora emerse, e proprio per questo l'invio delle fatture poteva essere evitato. Della questione si sta occupando in queste ore l'ambasciata italiana a Berna. Le autorità cantonali hanno sempre detto che nulla è dovuto dalle famiglie italiane e quindi le spese di cura dei feriti sono a carico delle autorità locali, spiega l'ambasciatore Gian Lorenzo Cornado. Ma chiederò comunque chiarimenti. Ho già fissato un incontro per il 24 aprile prossimo con il presidente del Consiglio del Governo del Vallese, Mattias Reinhard. Posso dire vergogna? Permettete? Credo che saremo tutti d'accordo almeno su questo. Un momentino, perché vediamo, forse c'è una zappa in arrivo, vediamo un attimo. Ecco qua che la tecnologia ci assiste. No, una chiamata. Pronto? Chi è là? Sì, pronto Antonino, ciao, Lorenzo da Como. Carissimo, ciao. Ciao, ti propongo una riflessione, Antonino. Stamattina in rassegna stampa Semmi ha comunicato nel decreto di sicurezza verrà inserita una norma per cui agli avvocati che favoriranno il rimpatrio degli immigrati verrà dato sostanzialmente un rimborso. Mentre prima i barbari eleganti hanno annunciato che in Inghilterra sono gli avvocati stessi che invece si fanno pagare per certificare probabilmente che l'immigrato non è remigrabile.
Adesso vorrei chiedere a te quale secondo te è la tattica vincente, quella più assistenzialista italiana, per cui bisogna pagare degli avvocati per favorire la remigrazione, o se vincerà il fatto che siano gli avvocati a farsi pagare dagli immigrati per non farli remigrare. Ecco, non so. Guarda, grazie. Intanto ti dico questo, sono due sistemi giuridici completamente diversi. Poi in Inghilterra devi metterci anche un fatto. Il fatto è che il governo Starmer sta cercando di darsi una vernice legge e ordine. In realtà il governo laburista è quello che fino all'altro giorno proteggeva i migranti e proteggeva l'immigrazione. Ora ha scoperto di essere legge e ordine, ha fatto la faccia feroce con i francesi, l'accordo e così via. Il discorso secondo me è molto semplice. Gli avvocati molto spesso nel nostro paese in questi casi soprattutto, lavorano rimettendoci di tasca propria. Per cui se gli si dà un rimborso di 615 euro, vedo qua, per una pratica di rimpatrio volontario, non vedo dove sia il problema. Se poi l'altro discorso è che in questo modo l'avvocato riesce a ottenere un rimpatrio volontario e quindi non sovraccarica la giustizia italiana di un eventuale processo, un eventuale procedimento per fare ricorso contro l'espulsione, se questo aiuta a garantire una valvola di sfogo anche contro eventuali sentenze, come potremmo dire, abbastanza ardite, che naturalmente stravolgono il desiderio di sicurezza degli italiani, questo può essere un sistema, può essere un incentivo, voglio dire. Il punto è che l'avvocato è un professionista, non è un dipendente pubblico, è un libero professionista. È altrettanto vero che chi si trova in queste situazioni molto spesso, per esempio, potrebbe dover scucire i soldi del biglietto aereo e così via. Quindi un rimborso può avere senso e può avere la sua parte, questo sicuramente. Che non vuol dire creare come potremmo dire, un espulsionificio, però resta il fatto che un avvocato viene comunque incentivato a fare questo lavoro e viene comunque, diciamo così, inserito in quell'operazione da parte del governo di controllo dell'immigrazione e soprattutto dell'immigrazione illegale. Può avere il suo senso. Va bene, con questo noi chiudiamo la nostra trasmissione, adesso tocca a Carla De Bernardi, torniamo sul Cammino di Assisi e poi ci saluteremo con Gli alunni del sole, dov'era lei a quell'ora del 1972. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera. Perché? E allora, signore e signori, anche questo bellissimo lunedì abbiamo con noi la nostra splendida Carla De Bernardi che ci porta stavolta sul Cammino di Assisi. Ben trovata Carla. Ben trovato a te, hai visto le foto? Sì signore, le proiettiamo subito a sua disposizione. Così le commentiamo. Eccole qui. Allora. Perché questa tappa, allora intanto scusa, partiamo dalla segnaletica, ti voglio far Sì. vedere una cosa. Sì. No, questo qui, ecco, vedi? La croce gialla Tau è Eccola San Francesco. qua. Sì. La riga bianca e rossa è il CAI, Sì. cioè il centro alpino. Quella sotto è il cammino, metti che arriva da Perugia. Quello sotto giallo e blu non è ucraino, perché all'epoca non c'era ancora la guerra in Ucraina, ma è un cammino europeo. Sì. Di qua, che poi li ritrovi anche sui sassi, vedi? Che c'è una specie di... Infatti. Su Vedi? questo tombino addirittura. Rotto, per cui perché ve li faccio vedere? Perché è facile perdersi, perché con tutte queste frecce non sai mai su quale cammino sei. Quello di Dovadola, di San Francesco, è quello con la croce Tau, però delle volte ti manda in confusione perché la croce Tau non la trovi uno degli altri. Tant'è che andando da Dovadola a San Valentino, che è la seconda tappa di 22 chilometri, pur avendo come capogruppo Alberto Conte, che dei cammini è uno dei grandi fondatori, sai che io ho fondato con lui il Movimento Lento, che è un'associazione
che ormai sono 15 anni che c'è, si occupa di camminare, andare a piedi, organizzare e fare manutenzione dei cammini, tant'è che lui ha proprio inventato il Cammino di Europa, perché lui ha una casa che è diventato ostello dei pellegrini, dove io ho fatto la volontaria, a Roppolo. Roppolo è a qualche chilometro da Fontià, e sul lago, come si chiama quel lago lì? Il lago di... aspetta, vabbè, insomma non importa, è un paesino con una bella rocca, un castello, eccetera, e lui ha organizzato il Cammino di Europa. Cosa vuol dire organizzare un cammino? Vuol dire metterlo in sicurezza per chi cammina, creare una rete di ospitalità, sia ristoranti, bar, ma soprattutto per dormire, quindi mettere insieme, nel caso del Cammino di Europa, anche dei bed and breakfast, perché su certi cammini non hai gli ostelli grandi, no? Non hai degli ostelli come sul Cammino di Santiago, sulla Francigena, che hai degli ostelli per tante persone. E tant'è che io, quando ho fatto il Cammino di Europa, ho dormito in un B&B, e poi ho dormito in due conventi. Poi ne parleremo del Cammino di Europa. Il convento di Graglia e poi proprio il santuario di Europa, sono tappe di questo Cammino di Europa. Quindi Alberto era la nostra guida quell'anno e ci siamo persi, e perdersi con Alberto Conte è come se tu dicessi mi perdo in montagna con Messner, non so, una roba del genere, direi. Esagerando. Ci siamo persi e dopo aver girato, allora all'inizio della tappa ci siamo fermati in un posto che si chiama Pratello, che è una azienda agricola, perché anche il Cammino di Assisi è organizzato molto con ospitalità in case private e in B&B e in aziende agricole, perché per l'appunto, essendo cammini relativamente nuovi o comunque non organizzati come gli altri grandi, le ospitalità sono spesso in case, in locande e anche in chiese, naturalmente, come abbiamo visto a Dovadola, no? Che eravamo nella chiesa della Beata, come si chiamava? Tu te lo ricordi? No, non me lo ricordo. Sì, dai. Oddio mio, me lo sono dimenticato. No, ma come facciamo a dimenticarcelo? Aspetta, io me lo posso dimenticare perché sono vecchia, ma tu no. Aspetta, la Bianchiporro, la Beata Bianchiporro. Sì. Ti ricordi che ne abbiamo Benedetta parlato? Bianchiporro, sì. Bianchiporro. E lì abbiamo dormito nella chiesa, nella rustico annesso alla chiesa dove è seppellita Benedetta, e quindi hai tutte queste ospitalità un po' più varie, no? Non hai proprio gli ostelli classici che trovi sui lunghi e grandi cammini. E quindi siamo partiti da Dovadola, dove ci eravamo lasciati l'altro giorno, per andare a San Valentino. Sono 22 chilometri. All'inizio ti fermi in questa azienda agricola Pratello, dove proprio abbiamo fatto picnic, e in questa azienda agricola facevano il vino, la frutta, eccetera, quindi ci hanno proprio accolto a braccia aperte, abbiamo fatto il nostro bravo picnic, poi siamo partiti per andare a San Valentino. A San Valentino, cioè in realtà a Tredozio. Tredozio. E adesso ti dico anche un'altra cosa. Sì, dove vado a San Valentino? Allora, tu ogni tanto mi chiedi quali sono le cose belle, i ricordi che uno ricava dai cammini, no? Sì. Un'altra cosa che succede, e succede spesso, poi sul cammino di Assisi mi è successo 2 o 3 volte, è quello di incontrare storie di personaggi, di cui tu non hai la più pallida idea perché non sei del luogo, che però sono stati personaggi molto, come dire, noti, per non dire famosi, che famoso è un'altra cosa, ma molto conosciuti in quelle zone, perché molto legati al territorio e che hanno fatto qualcosa di particolare. In questo caso a Tredozio ti racconto chi abbiamo incontrato e poi più avanti vi racconterò di Annalena Tonelli, che è stato un personaggio straordinario che ho incontrato 2 tappe dopo a Corniolo, e ne parleremo quando saremo a Corniolo. Anche lì mi si è aperto un mondo di una persona di cui io ignoravo l'esistenza, come di questo Silvio Corbari. Tu conosci Silvio Corbari? No, non ho il piacere.
non hai il piacere. Allora ci perdiamo, non troviamo la strada, poi finalmente, quando era già buio, siamo arrivati al rifugio San Valentino. I due ospitaleros, chiamiamoli così, Cesare e Nella, sapevano che arrivavamo, perché in questi cammini così devi avvertire che arrivi. Non puoi arrivare a Santiago o sulla Francigena, arrivi, quando arrivi, no? È come il Natale, quando arrivi. Invece in questi posti qui, Cammino di Assisi, altri cammini, anche Europa, devi avvertire che arriverai. Uno, perché le accoglienze sono piccole, quindi se ci sono già, se sono 8 posti e sono già occupati, tu ti fai la notte sotto le stelle. E quindi avevamo avvertito Cesare e Nella e sembrava di essere andata a casa dei genitori o dei nonni o degli zii. Avevano preparato, poi sai, siamo in Romagna lì, San Valentino è in Romagna, per cui avevano preparato tagliatelle al ragù, affettati a come se piovesse. Non ti posso dire, una cena luculliana. In questo rifugio San Valentino abbiamo visto, e ci dovrebbe essere una fotografia, questa qui, vedi, adesso voi non riuscite a leggerla, ma è tutta la storia della banda Corbari. E poi c'è una corona di alloro, Sì, una corona di alloro, in memoriam. ricorda proprio Silvio Corbari e la sua banda, perché noi siamo arrivati a San Valentino il 18 agosto, che si celebrava la morte, l'eccidio di Silvio Corbari, della sua fidanzata, amante, compagna, chiamala come vuoi, Iris Versari, e dei suoi compagni d'armi che si chiamavano Arturo Spazzoli e Adriano Casadei. Chi era questo Silvio Corbari? Silvio Corbari aveva organizzato una brigata partigiana dopo l'8 settembre. Aveva 20 anni, si era rifugiato in montagna con un po' di amici e aveva creato questo battaglione Silvio, che poi lui si chiamava Silvio, il comandante Silvio, e la banda si chiamava Banda Corbari. Loro imperversavano tra Ravenna e Forlì, quella era la loro zona di influenza. Erano pochi, non erano mai più di 50, ma riuscivano a fare delle cose così forti, delle azioni così importanti, che erano riusciti a far credere di essere centinaia. Tra cui a un certo punto avevano rubato un camion, e questo camion era stato soprannominato il camion fantasma, perché appariva e scompariva, nessuno era in grado di dire dove fosse il camion fantasma della brigata Corbari, e c'era stata la leggenda del camion fantasma. Quindi era questo gruppuscolo che però riusciva a fare delle azioni molto, molto forti. Tra l'altro lui aveva evidentemente un dono teatrale, avrebbe dovuto fare l'attore, perché si travestiva, ne faceva di tutti i colori. A un certo punto cosa fa Silvio Corbari? Uccide la sua banda, uccidono il capo della Guardia Nazionale Repubblicana, che si chiamava Gustavo Marabini, che era un gerarca fascista molto importante, del fascismo ovviamente locale, stiamo appunto parlando di questa zona della Romagna. Cosa fa Silvio Corbari? Allora, era stato emanato un bando, siamo nel 44, che scadeva il 5 maggio, in cui i fascisti avevano detto che i partigiani che si fossero arresi avrebbero, arresi spontaneamente, avrebbero goduto di un'amnistia. Va bene? Vero o falso che fosse, il bando diceva questo. Cosa fa Silvio Corbari? Silvio Corbari si contatta un certo conte che si chiamava, aspettati, come Zanetti Protonotari Campi, che era il tramite con il conte Gustavo Marabini, capo appunto della Guardia Nazionale, e gli dice che lui e i suoi amici si vogliono arrendere. E quindi questo qui dice sì, benissimo, allora ci diamo appuntamento, e Corbari gli dà appuntamento con la sua amante Iris Versari, perché dovevano arrendersi. Cosa succede? Che siccome l'ultimatum, il bando scadeva dopo qualche giorno, loro hanno detto benissimo, allora noi entro il 5 maggio ci ripresentiamo e ci arrendiamo. Questi qui li lasciano andare, loro dopo un po' però tornano e dicono no, ci abbiamo ripensato, ci consegniamo subito, perché questo faceva parte del piano, no? Allora,
salgono sulla macchina di questo Marabini che doveva portarli da come si chiama? Aspetta, cos'è che doveva fare Marabini? Aspetta, Marabini doveva, sì, insomma, era il loro tramite per arrendersi, Marabini. Salgono in macchina con Marabini, erano in 3, e lo uccidono. Uccidono Marabini e vabbè, se ne vanno. E quindi Silvio Corbari, appunto, che aveva doti teatrali, si traveste da mendicante, cioè fa una beffa, nel senso che quando muore Marabini la caccia alla banda Corbari si intensifica perché era stato un agguato, no? Prima ti dicono che si arrendono, dopodiché tornano indietro, dopodiché salgono in macchina con Marabini per andare da quell'altro e lo uccidono, e quindi la caccia alla banda Corbari diventa ferocissima. Allora, Silvio Corbari un giorno, mentre lo stavano cercando tutti, dà appuntamento al capo dei fasci di Faenza e gli dice: ci troviamo davanti alla chiesa. Davanti alla chiesa arriva il capo dei fasci di Faenza e vede un mendicante che chiede l'elemosina e naturalmente non se lo fila minimamente. E quel mendicante lì era proprio Corbari. E cosa fa Corbari? Lo prende in giro, cioè raccontano a tutti questa storia, raccontano tutta la storia del capo dei fascisti di Faenza che si è fatto menare per il naso perché è andato all'appuntamento con Corbari, non l'ha trovato, se n'è andato, ma Corbari c'era perché era il mendicante sulla porta della chiesa. Quindi questa derisione fa sì che diventano ferocissimi e beccano a un certo punto, per il tradimento ovviamente di uno di loro, beccano Silvio Corbari, Iris Versari e gli altri 2, Spazzoli e Casadei, li beccano in un casale proprio a San Valentino. Entra un tedesco nel rifugio, Iris Versari, che era stata ferita a una gamba e quindi era sdraiata, lo fa fuori, però poi arrivano degli altri fascisti e fanno fuori tutti, fanno fuori Corbari, fanno fuori Spazzoli, fanno fuori Casadei e fanno fuori Iris. Li impiccano perché li devono far vedere, no, alla popolazione. A un certo punto racconta uno scrittore che narra gli episodi della Resistenza, che si chiama Pino Cacucci, che conoscerai. Cacucci racconta che a un certo punto si rompe la corda di Casadei, di Adriano Casadei, si spezza e lui cade, ma si riannoda da solo la corda alla testa perché tanto sa che l'avrebbero comunque impiccato, non è che questo fatto gli faceva salva la vita, e dice la seguente frase: siete marci anche nelle corde. Per cui figurati, tutti inferociti, allora li impiccano, poi li portano a Forlì e a Forlì li rimpiccano per farli vedere a tutta la popolazione. Quindi questi poveracci vengono impiccati 2 volte. Per l'appunto ti dico, sembra che Corbari sia stato tradito da uno che apparteneva alla sua banda, tale Gianfranco Rossi, perché avevano incarcerato sua madre e per liberare la madre gli avevano chiesto di tradire, e lui, per liberare mamma, sappiamo bene che noi italiani siamo mammoni, per liberare mamma tradì la banda Corbari. E basta. Questa è la storia, che però io assolutamente non conoscevo. Vedi, questa è nemmeno io, devo dire la verità. Perché lui prende la medaglia d'oro al valor militare, Corbari, perché la sua banda ne ha fatti fuori anche con questo famoso camion fantasma, hanno fatto fuori un sacco di gente. E però vengono impiccati, ti dico, impiccati 2 volte. Quella lì, la frase del siete marci, sono marce anche le vostre corde, è veramente una frase eroica, no? Nel senso che ti stanno impiccando, tu trovi ancora il modo di schernirli, no? Di prenderli in giro in maniera non affettuosa, ma piena di disprezzo. Ecco, e quindi dopodiché da San Valentino ce ne siamo andati e tu vedrai che c'è un'immagine di una discesa col cielo azzurro, perché quella è proprio la discesa. Questa qua? No, quella sopra è proprio la discesa da San Valentino a Premilcuore, che sarà la nostra prossima tappa. Però Molto quella bene. foto che ti ho fatto vedere prima, che è Giovanni,
Questo è il mio amico Giovanni, che è un attore del teatro povero, del teatro senza costumi, il teatro di parola, no? Il teatro antico, quello in cui c'è praticamente in scena una sola persona o poche persone senza costumi, senza scenografia, accompagnati magari da un menestrello. Ecco, lui fa rappresentazioni teatrali di questo tipo e oltre a questo lui ha un laboratorio che crea maschere di cuoio sempre per questo teatro dell'arte e quindi maschere di animali col grande becco piuttosto che personaggi di fantasia e non solo crea queste maschere, ma c'è anche una scuola per imparare a farle. Lui si chiama Giovanni Balzaretti ed è veramente una persona notevole. Come erano notevoli tutte le persone di quel gruppo, ti ho raccontato di Rita che ha cresciuto 4 bambini senza Santina, Sì. scusami, senza luce elettrica e senza acqua calda. Santina in alto sopra dov'è che aveva casa lei? Dunque Giovanni a Livorno, ecco, Santina sopra lì, perché venivano tutti da lì quei miei compagni. Uno, te l'ho detto, faceva il norcino al supermercato di Livorno. Giovanni ha questo suo laboratorio e questa sua attività a Livorno e anche Santina abitava in campagna, in montagna sopra Livorno, dove aveva 12 capre e 12 pecore e faceva il formaggio, viveva facendo i formaggi, vendendo i formaggi, che però mi aveva raccontato che aveva un grosso problema perché a un certo punto c'erano i lupi che gli mangiavano le pecore e le capre, quindi aveva avuto dei grandi problemi. Ti dirò che i lupi noi li abbiamo visti poi sul cammino di Assisi, cioè per meglio dire, non li abbiamo visti, loro hanno visto noi, cioè sapevamo che c'erano, ma non si sono fatti vedere da noi. Però io mi ricordo in un bosco, verso il tramonto, che si vedevano degli occhietti nel bosco ed erano i lupi. E quindi, come ti dico, loro ci tenevano d'occhio, però non si facevano vedere. Poi abbiamo visto anche degli animali mangiati dai lupi. Mi ricordo sulla strada abbiamo trovato un capriolo o qualcosa del genere che si capiva chiaramente che era stato dilaniato dai lupi. Va bene, quindi da San Valentino la tappa successiva, che sono 24 km, sono tutte tappe dai 20 ai 25 km, quelle lì. La terza tappa, perché abbiamo fatto Dovadola, la prima, la seconda, quella di oggi, prima l'abbiamo fatta in pullman, come ti ricordi, per arrivare a Dovadola. Sì. Quindi sostanzialmente questa è la seconda tappa, non è neanche la terza, perché la prima non la calcoliamo. E questa va da San Valentino a Premi il Cuore. E Giovanni ci ha fatto sempre ridere tutti, perché lui sul cammino faceva sempre lo spiritoso. Vedi, anche in quella immagine lì che hai fatto vedere, io gli ho fatto una foto, naturalmente lui si è esibito. Vedi che c'aveva il bastone? Sì. Perché? Allora, noi pellegrini moderni camminiamo con i bastoncini da trekking, bastoncini da sci, perché è molto, alleggerisce il peso dello zaino del 20% i bastoncini. Sono molto utili in discesa, in salita ovviamente meno, sulle sassaie e in questi posti qui o quando è viscido, oppure quando una volta, non qui ma sulla Francigena, io ho dovuto guardare un fiume, se non avessi avuto i bastoncini sarei finita nell'acqua. Certo ci sono i puristi che dicono che i bastoncini sono da sfigati, ma io invece trovo che siano importantissimi sia per sicurezza che appunto perché ti scaricano il peso dello zaino del 20%. Fai conto che uno zaino dovrebbe pesare il 10% del tuo peso, però se tu pesi 60 kg, poniamo, uno zaino da 6 kg non riesci a farlo, perché 6 kg sono troppo pochi. Già uno zaino tecnico, il che vuol dire che ha le cinghie, che ha dei rinforzi di alluminio sul dietro, magari è uno zaino da 50 litri di capienza perché devi stare in giro tanti giorni. Già uno zaino ne pesa 3 di chili, se non 3,5. Quindi non riesci a stare nel 10% del tuo peso. Io per esempio avevo uno zaino di 9 kg. Per me che appunto peso meno di 60 kg erano tanti, però i bastoncini mi scaricavano quel tanto di peso che mi permetteva di andare in giro con lo zaino senza problemi, perché sai che adesso hanno organizzato su tutti i cammini il trasporto degli zaini. Cioè, ci sono che senso ha? Che senso ha?
Che senso ha? Allora, ha senso se tu hai dei problemi Ecco. seri di salute, no? Perché se Sì. tu, per esempio, hai le ginocchia malandate, una schiena malandata, portarsi 9 kg di zaino per 30 km tutti i giorni può farti venire magari anche una tendinite, oppure ti può venire la tendinite sul cammino, che è una delle cose che vengono anche con una certa frequenza. E quindi puoi mandare lo zaino. Poi c'è chi lo zaino lo manda per principio, perché vuole viaggiare leggero. Quando io ero ospitaliera a Bersiano, tutte le mattine, ve l'ho già raccontato, mi arrivava un taxi con una signora molto simpatica che radunava gli zaini di quelli che sarebbero arrivati da me la sera, e poi arrivavano, si portavano dietro uno zainetto con giusto quello che gli serviva sulla strada per poter, che ne so, mangiare qualcosa, il portafoglio, la macchina fotografica, eccetera, ma poi mandavano il grosso dello zaino a destinazione. Il che, tra le altre cose, ti obbliga anche a fare tappa lì, per cui se tu però a metà non c'hai voglia di continuare e trovi un alloggio carino, devi per forza andare fino in fondo, perché non sei attrezzato. E questo è uno dei primi limiti. E il secondo limite è cosa vai a fare in giro a fare il pellegrino se non ti puoi portare neanche lo zaino, no? Certo. Però, come si dice, la massima libertà di fare ognuno quello che vuole. Io amavo girare con lo zaino, perché intanto tu sai che nello zaino c'è tutto quello che ti serve. Sai che non ti mancherà nulla se hai con te lo zaino. Ed è come essere una lumaca o una tartaruga, cioè tant'è che la lumaca, la caracol, spesso è uno dei simboli dei camminatori, perché il camminatore deve andare con calma, piano, non deve correre, e in più deve portarsi dietro la casa. Cioè, tu hai tutto con te, sai che troverai ospitalità e hai tutto quello che ti serve, per cui non dipendi più dai negozi. Sì, certo, per mangiare sì, ovviamente, ma sto parlando di quello perché ti porti dietro il dentifricio, lo spazzolino, che ne so, la crema all'arnica, il sapone, tutte le cose che ti servono per cambiarti, per dormire, per ripartire il giorno dopo pulito, la macchina fotografica, il telefonino, perché sono rarissimi i pellegrini che decidono di fare a meno di telefonino sul cammino per fare sempre, come si dice, i puristi. Nel caso di Giovanni, vedi che lui ha un bastone, perché il bastone si chiama poi bordone. Il bordone è quello che usavano i pellegrini antichi. I pellegrini antichi non avevano i 2 bastoncini come noi, avevano il bordone. Io ne ho uno di bordone, ne ho comprato uno a Saint-Jean-Pied-de-Port e me lo sono portato indietro fino a Milano, però io non lo uso il bordone. Da un lato perché tu comunque col bordone ti appoggi solo da un lato, e quindi se non lo fai bene il cammino col bordone può veramente venirti la vescica o la tendinite, perché sei squilibrato, no? Certo. Non sei equilibrato. Poi ci sono 2 modi diversi, mi ha insegnato proprio Giovanni per usarlo, per cui puoi fare 3 passi, quindi 1, 2, 3, oppure 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, oppure 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, che credo che sia il ritmo del valzer, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, Sì, 2, 3. è proprio quello. Quindi puoi scegliere se fare il valzer oppure se fare 1, 2, 1, 2, 1, 2. Però, insomma, io sconsiglio il bordone, anche se è molto bello, perché rischi appunto di squilibrarti. Poi c'hai tanti chili sulla schiena, tanti chilometri da fare. Ecco, a me lì purtroppo è stata la prima volta che mi è venuta una vescica. Non l'avevo mai avuta né sulla Francigena né sul Cammino di Santiago. E invece sul Cammino di Assisi mi è venuta una vescica molto dolorosa, però vai lo stesso, non è che non vai. Poi però la storia della vescica ve la racconto dopo, perché è proprio andando a premere il cuore che mi accorgo di avere questa vescica. Cioè, a un certo punto comincia a farmi male il piede e dico, ai ai, qui è successo qualcosa. Però ero in viaggio da un giorno, dico, ho fatto 30 giorni a Santiago, 30 per andare a Roma, perché dopo un giorno qui mi deve venire la vescica? E invece, cavolo, ce l'avevo. E mi ha fatto veramente male per 2 giorni. 2 giorni dura una vescica. Poi c'è tutto un modo per curarla, no? Noi pellegrini ci portiamo dietro anche il kit da vescica. Il da vescica comprende intanto dei cerotti speciali di gelatina che compri in farmacia, che servono per attutire per l'attrito della vescica.
ma poi tu la devi bucare e la buchi con un filo, con un ago e filo, e poi il filo lo lasci dentro nella vescica, perché tu nel bucarla la vescica si svuota, però se tu non lasci dentro il filo non drena più e quindi si riforma immediatamente. Se invece lasci dentro il filo, il liquido che si riforma fatalmente per l'infiammazione viene drenato. Però prima che la vescica guarisca ci vogliono 2 giorni, quando non 3. Allora, lì arriviamo a Premi il Cuore e andiamo a pranzo anche lì. Anche lì mi ricordo questa cena a Premi il Cuore perché avevamo le salamelle alla griglia, cioè un trionfo di Romagna, Romagna mia, Romagna bella, vino rosso, salamelle, eccetera. E a tavola avevo di fronte a me proprio Alberto Conte. E gli dico, dormivamo in quel caso il rifugio era formato da dei bungalow, delle capanne più che dei bungalow, c'era il corpo principale dove abbiamo mangiato e poi c'erano queste casette di legno nel bosco, mi sembra che 6 o 8 persone l'una. Allora io dico ad Alberto, quella sera lì, mentre mangio le salamelle, tutta contenta, gli dico Alberto, guarda, io domani non posso partire con voi, perché mi fa male, questa vescica mi fa troppo male. E Alberto non mi si fila minimamente, cioè manco mi risponde, cioè non è che mi dice ma sì, poverina, niente, continua a mangiare, a parlare con gli altri e io dico tra me e me, ma guarda che villanzone, cioè gli dico che mi fa male il piede, magari dirmi mi dispiace, no, io gli dico guarda domani prendo il pullman perché mi fa male il piede, lui non fa una piega e vabbè. Vado a dormire e passiamo lungo un fiume. No, vabbè, la tappa prevedeva anche una sosta sul fiume, ma questa me la sono dimenticata, ma comunque era carina, perché ci siamo messi sul fiume a dormire proprio sul prato, a dormire sul prato, perché queste cose fai anche su questi cammini, no? Fai delle cose che non faresti mai nella tua vita. Quando mai ti puoi permettere di decidere di dormire, buttarsi su un prato e dormire finché non ti svegli, o su una panchina o sul greto di un fiume? Cioè, è veramente una vita libera in cui fai quello che ti pare. Siccome non fai male a nessuno, se non, no, puoi decidere di fare quello che vuoi. Vabbè, la sera siamo in questo rifugio, mangiamo tutte queste buone cose e io vado a dormire. Vado a dormire, intanto Premi il Cuore, bisogna dire che era una città romana, era stata fondata da un console romano e quindi c'è un paese molto carino, Premi il Cuore, poi anche il nome Premi il Cuore mi sembra molto carino. Fu donato dall'imperatore Federico II ai conti Guidi di Modigliana e costruirono un castello. Ecco, infatti c'è un bel castello a Premi il Cuore. Va bene. Allora vado a dormire nella mia capanna, fai conto che c'erano questi bungalow e poi ce n'era uno dove sapevamo che sarebbe stato allestito il breakfast, che quindi si sarebbe stata la colazione per partire alle 7 del mattino. Allora si svegliano tutti nella mia camerata per modo di dire era uno stanzone, sento che tutti si muovono, fanno lo zaino, chi fa la doccia, chi no, eccetera, eccetera, e io me ne sto a letto, mi giro e mi rigiro, mi giro e mi rigiro, perché dico tanto io piglio l'autobus. Ogni tanto qualcuno dice Carla muoviti, arriverai tardi. Dico no, guarda, io oggi prendo l'autobus. Morella favola, a un certo punto escono tutti dalla capanna, chiudono la porta e io rimango sola nel silenzio, 7 del mattino. Mi è venuto il panico di rimanere da sola. Mi sono vestita a 300 all'ora, buttando tutto nello zaino a casaccio, perché di solito la mattina quando rifai lo zaino lo rifai con un certo ordine, no? Non è che butti dentro l'acqua. Invece lì butto dentro tutto, corro fuori, corro alla capanna del breakfast, non c'è più nessuno, mi ingollo un caffè e poi mi butto fuori urlando aspettatemi, aspettatemi, perché la sola idea di rimanere da sola e prendere l'autobus mi aveva buttato nel panico, per cui dopo 200 o 300 metri ho ritrovato il gruppo e vescica o non vescica, con un male tremendo al piede, ho proseguito e basta. E questa è la tappa di Premi il Cuore. Vediamo se qua mi dice qualcosa d'altro. Ah sì, c'era un pellegrino che si è perso. Avevamo con noi questo amico Alfredo,
era un romano che aveva fatto 7-8 volte il Cammino di Santiago. La prima volta l'aveva fatto per amore, perché la sua compagna gli aveva detto che sarebbe andata a piedi a Santiago e lui, che non aveva nessuna intenzione di farlo, aveva detto vabbè, non importa, ciao ciao, buon viaggio. Poi un po' come me, quando ho rincorso gli amici, aveva deciso che non voleva rimanere a casa e che quindi voleva fare il Cammino di Santiago con questa ragazza bellissima con i capelli rossi. E quindi ha fatto il primo Cammino di Santiago con lei, poi lei ha smesso di fare il Cammino di Santiago e lui ne ha fatti altri 8 e praticamente viveva sui cammini perché era stata come un'illuminazione, però era in pensione, si portava dietro, no, non se la portava dietro, ma si trovava una chitarra, si metteva a suonare, era stonato come una campana, ma suonava sempre. E quella sera lì aprimi il cuore, perché quando poi c'è il tramonto, o sei arrivato oppure bisogna stare molto attenti che nessuno appunto si perda. Di solito cosa succede? Che l'ultimo di un gruppo è tenuto a verificare che non ci sia nessuno alle sue spalle, perché se uno è rimasto molto indietro non lo trovi più. E infatti ci eravamo persi Alfredo e siamo andati tutti a cercarlo perché avevamo paura che rimanesse nella notte nei boschi, perché per l'appunto questi cammini qui, cioè prima il cuore c'era il paesello e il rifugio, ma prima di prima il cuore era bosco e quindi se Alfredo non fosse riuscito ad arrivare a prima il cuore perché si era perso, avrebbe dovuto passare la notte nel bosco. E allora siamo andati tutti a cercarlo. Il responsabile dell'agriturismo, perché alla fine era un agriturismo, questo ha preso un camioncino, sono andati a cercarlo e poi l'hanno riportato. Quando l'hanno riportato ti puoi immaginare il tripudio, sembrava che fosse arrivato Garibaldi da come l'abbiamo festeggiato, perché avevamo temuto di averlo perso. Quando ricompare Alfredo eravamo tutti talmente felici che sembrava che fosse arrivato Babbo Natale. E niente, e quindi dopodiché da Premi il Cuore siamo ripartiti e siamo andati a Corniolo, dove ho incontrato quella meravigliosa signora, non lei perché era morta da molti anni, ma che si chiama Annalena Tonelli, di cui vi parlerò la prossima volta. Molto bene. Allora Carla, direi che ci possiamo ritrovare 368 ore e ti ringrazio come sempre. Esatto, e speriamo che fra 378 ore sia finita sto maledetta guerra, no? È quello che speriamo tutti quanti, a prescindere, anche prima di queste 168 ore, speriamo. Tanto, veramente, il momento in cui finirà quella guerra, credo che tireremo tutti un respiro di sollievo, ma allora, quando finirà la guerra in Ucraina saremo tutti felicissimi, per carità, non doveva neanche durare 5 anni quella guerra, no? Però questa con l'Iran è qualcosa di diverso, perché questa dell'Iran è il salvataggio dell'Occidente. È vero, capisci? È vero. Quindi io credo che se finirà la guerra con l'Iran dovremo tutti festeggiare, comprese quelle teste dure di certa sinistra che pur di dare addosso a Trump preferiscono Khamenei. E meglio non si poteva dire, grazie. Un bacione, ciao a tutti, buona giornata, buona settimana a tutti, ci vediamo lunedì prossimo. Solo un grido mi hanno detto